Intervenire immediatamente in caso di infarto è questo l'obiettivo del progetto. La prima fase è già partita, sono stati acquistati una decina di defibrillatori semiautomatici esterni. E sono sostanzialmente dei salvavita, veri salvavita, che aiutano a defibrillare la persona che è in arresto cardiaco. È una cosa importante perché metterli in una città vuol dire creare rete, quindi creare un'informazione in modo tale che la gente, qualsiasi persona che abbia fatto un breve corso, magari tenuto dai nostri responsabili del SUEM o del pronto soccorso, possono tranquillamente aiutare una persona in arresto cardiaco. Non solo, ma ovviamente è prevista anche la formazione di persone in grado di utilizzare queste apparecchiature tempestivamente in caso di emergenza. Noi abbiamo intenzione, con una serie di progetti, questo è il primo ma ci saranno degli altri, di uscire fuori, uscire sul territorio con i nostri professionisti e fare in modo che quei pazienti, prima utenti, cittadini comuni, che possono avere bisogno di delle prestazioni sanitarie, arrivino in ospedale e chiudono nelle migliori condizioni e per farlo dobbiamo andare noi fuori a prepararli e fare in modo che arrivino nelle migliori condizioni. In caso di infarto, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzo, se si interviene entro i primi 3 minuti si ha il 75% di possibilità che la persona sopravviva senza esiti. È un progetto in collaborazione con la ULSS che vede tutti i cittadini protagonisti, perché alla fine è vero che ci saranno i defibrillatori, ma è vero che ci saranno anche corsi per i cittadini. Tutti i defibrillatori saranno inseriti in un'app che permetterà al 118 di localizzare immediatamente il defibrillatore più vicino alla persona colpita da infarto e individuare i soccorritori certificati più vicini al paziente.